Però se tu fai inizio diretta io poi posso condividerlo su Instagram, giusto? Sì, puoi condividerlo su Instagram. Vediamo. No, perché non mi fa partire però. Siamo super mega neofiti. Su YouTube Ah, ma sono in siamo in diretta. diretta su YouTube? Sì, anche su Instagram sei in diretta. A quanto pare. Su Instagram va bene. Ah, sì, sì, signore. Quindi io adesso posso fare trasmetti in diretta? È Sì, pubblico? sì. No, è una prova. Guarda, Come faccio vedo a le nostre renderlo? due belle facce su YouTube. E ti dico anche su Instagram se sei in diretta, dammi un attimo. No, su Instagram no. No, su Instagram no, dovresti No, provare a perché abbiamo rendere... messo prova. Sì, dovresti provare a renderla pubblica quella diretta lì. No, la devo rifare. Prova a rifarla. Quindi faccio crea, video in diretta, pubblico. Tanto ragazzi, per Inside con Lollo Manzini. ci sta seguendo, ciao a tutti. Diamo un'impronta subito easy a questa diretta, visto che è una diretta molto easy, molto a braccio, nulla di preparato ovviamente, e abbiamo fatto un 5-10 minuti di pre-diretta per sistemarci, perché siamo alle prime armi completamente. Sì, direi decisamente di sì. Tanto ragazzi, ho chiesto prima a Carlo se lui l'aveva capita inside, perché tante persone non avevano abbinato la side chest con il logo. Eccoci qua, allora ci dovrei riuscire. Inside, la Dai, chiamo dai. Inside con Lollo Manzini. Inseriamo la string key. Dovremmo essere stavolta in diretta anche su Instagram, sì. Vediamo se te lo confermo. Penso che vada in ritardo di qualche secondo su Instagram. Sì, perché me l'aveva segnalato anche a me che su Instagram effettivamente c'è un leggero delay. Però non me la segna. Sì. Allora, adesso dovrebbe essere andata. Sì, perché me l'aveva segnalato. Ok ragazzi, benvenuti in questo primissimo episodio di Inside, o meglio, dovrebbe essere Inside Chest, per togliere ogni dubbio, Carlo, perché... Giusto, secondo me sì, effettivamente ti rende meglio l'idea. Rende meglio l'idea, tipo tra parentesi piccolino metto chest alla fine. O sotto piccino di un altro colore. Ok, in tanti che non sono del settore, non si intendono di bodybuilding, non hanno capito perché ci fosse quello mini in poso, hanno detto sì, perché insomma tratti di bodybuilding. No, in realtà c'era il giochino di parole, però va bene così. L'omino è inside. Noi ci siamo fatti, lo ripeto, 5-10 minuti di prediretta, così, giusto per salutarci, però io non gli ho chiesto niente. Visto che siamo completi neofiti su questa nuova piattaforma qui che sto usando, abbiamo dovuto capire come collegare la diretta. Sono stati 5-10 minuti di risoluzione di problemi tecnici. Yeah. Poi è una diretta, ripeto, completamente a mano, cioè non c'è nulla di preparato. Tra l'altro, approfitto, raccontiamo un aneddoto. La prima volta che ci siamo visti, prima di registrare la chiacchierata anabolica, abbiamo dovuto organizzare un attimo la sala. Mentre organizzavamo la sala, io e Lollo, noi parlavamo e nel parlare affrontavamo argomenti, dicevamo cose che era un peccato dire a telecamere spente, quindi ci zittivamo a vicenda, nel senso, perché poi ti viene spontaneo chiacchierare mentre monti magari le luci, le cose in sala prima di registrare, e non avendo mai parlato ci veniva spontaneo affrontare degli argomenti come avremmo dovuto fare mentre li registravamo, e stavolta siamo riusciti a non parlare di niente, assolutamente di niente, e quindi vedrete tutto in diretta dalla prima chiacchierata. Ma sai cosa? Hai sfondato una porta aperta, perché ci stavo pensando anche prima. Io solitamente quando faccio le chiacchierate muscolose, chi ho di fronte, ovviamente quando Andrea, no, il videomaker, prepara tutto il setting, hai visto, una mezz'oretta ce la mette, e cosa si fa? Si parla, no, con chi hai di fronte, solo che molto spesso io dico calm down, cioè queste non cose parliamo. dobbiamo dirle dopo, perché altrimenti non abbiamo più nulla da dire. Uno è stato con te, che ci eravamo quasi tolti tutto quello che avevamo da dire nei primi 15 minuti che parlavamo a raffica. Porca miseria. No, è saltata fuori un'ottima chiacchierata muscolosa, una delle più lunghe che ho fatto e anche una delle più profonde. Pardon. Dove siamo stati nella persona. Quella mi è piaciuta un sacco in generale, davvero. Anche a me.
Quindi ho chiesto a te di fare questo primissimo episodio di Inside, perché in realtà a me è parso, poi entrando in amicizia ovviamente ci sono andato un po' più a fondo, che su di te se ne potrebbero dire ancora milioni di cose. Un'ora di chiacchierata, 50 minuti... Purtroppo, soprattutto divertenti. È poca. E infatti, visto che deve essere proprio il più spontaneo possibile, e proprio per questo, ragazzi, se avete piacere di intervenire, sentitevi in dovere di farlo. Poi, allora, visto che siamo in diretta anche su Instagram, credo, spero, i commenti su Instagram, ragazzi, non li leggiamo, non possiamo leggerli perché noi siamo da quest'altra piattaforma e non ci riporta i commenti da Instagram. Come Lollo, rimandali al commento. Allora, Come possono interagire. La piattaforma di base è YouTube. Andate su Lollo Manzini, sul canale YouTube, vedrete in grande la diretta che sta andando. Lì possiamo interagire, voi potete scrivere i commenti, domande, tutto quello che vi pare. Parliamo insieme, chiacchieriamo un po' di bodybuilding e di Carlo, in questo caso. Su Instagram riuscite a vederci, sentirci, ma non potete interagire, tutto qui. Carlo, prima cosa, visto che non te l'ho chiesta, come stai? E se quel ginocchio lì... Cioè, io ho visto che ti stai già allenando. Allora, sto sicuramente meglio. È stato un fulmine a ciel sereno, perché avevo fatto una vacanza, sono tornato, mi sono allenato. Il secondo giorno di allenamento post vacanza era un leg day. Ho fatto 1 ora e mezza di riscaldamento, come sempre, davvero, giuro, non me lo meritavo. Ho fatto 1 ora e mezza di riscaldamento, dovevo fare squat, mi sono messo sotto il bilanciere per la prima volta della giornata, insomma. Non so perché, non so grazie a chi, ma di solito inizio la prima serie di avvicinamento con 20 kg per lato, quindi comunque 60 kg. Quel giorno avevo le spalle leggermente più bloccate, ho detto faccio una serie con il bilanciere vuoto, solo per sbloccarmi un attimo le spalle. Con il bilanciere vuoto, mi vergogno un po' di questa cosa, ma mi sono rotto il menisco con il bilanciere vuoto, perché con il bilanciere vuoto ho fatto una accosciata completa, sono andato giù, ho sentito crack forte e non mi si è più sbloccato il ginocchio, cioè mi è rimasto il ginocchio piegato, bloccato e non si è più sbloccato. Ma giuro, non mi ha fatto niente, non ho avuto dolore. Si è sentito un crack molto forte, il ginocchio completamente bloccato e io non riuscivo a capire se mi ero rotto o non mi ero rotto. Cioè, mi sono seduto a terra, finché avevo il ginocchio piegato non avevo dolore, quando provavo a stenderlo vedevo le stelle. Però non avevo dolore e quindi ero lì così che... Ma mi sono rotto o non mi sono rotto? Ma mi sono rotto o non mi sono rotto? Non capivo. Sì, mi sono rotto. Però voglio dire, il crack l'hai sentito, però il dolore non c'era proprio? Il crack l'ho sentito, cioè nel senso comunque avevo il ginocchio un pochino... Non era normale, mettiamola così. Però non ho sentito dolore. Cioè, ho sentito crack, ho sentito nel senso proprio udito crack e ho percepito il motivo per cui ha fatto crack, però non è stato doloroso sul momento. Però ti chiedo, ma avevi avuto già delle avvisaglie del menisco prima? Erano lesioni? Era già lesionato un po'? Sì, allora, secondo poi i medici semplicemente era arrivato il suo momento, cioè si era consumato mano a mano ovviamente nel tempo e è arrivato al momento che si sarebbe rotto se mi fossi accovacciato a casa a prendere un piatto, quindi semplicemente era il momento. Anzi, che sono stato fortunato perché magari poteva, tra virgolette, fortunato perché poteva succedermi magari con 150 kg sul bilanciere, mi rompevo menisco, legamenti, tutto il resto, e sarebbe stato un pochino più problematico. Ti voglio chiedere adesso come hai, diciamo, agito da quell'evento fino adesso a livello un pochino, chiamiamolo, di riabilitazione. Salutiamo Mirko e Antonio che sicuramente probabilmente ti conoscono e vi saluto. Hai anche una foto di Antonio? Sono sicuro che tu abbia una foto di Antonio tra quelle inedite. Saluto anche Mirko è il mio fan numero 1, letteralmente, nel senso il primo a Rimini Wellness. Mirko. Non conoscendomi, è mai venuto apposta sotto al palco a vedere tutte le mie uscite. Incredibile. Mirko è stato incredibile. Grande. Allora, per rispondere alla tua domanda. Sì. Allora, aspetta, perché tengo tantissimo a fare una premessa. Il modo in cui ho gestito l'infortunio e il rientro dall'infortunio
è il modo in cui un atleta gestisce questa cosa. Quindi diciamo che non abbiamo tutti le stesse priorità. Ovviamente se un non so, impiegato d'ufficio, insomma, subisce lo stesso infortunio, non ha necessità di prendersi i rischi che magari si prende qualcuno che con questo sport, con lo sport in generale o comunque con il fisico ci lavora, e per cui diventa una delle top 3 delle priority nella vita. Quindi Certo. il modo in cui ho gestito l'infortunio è stato dovuto anche a quello che è la mia vita, quelle che sono le mie priorità. Quindi se mi sono preso dei rischi in più non è perché ho avuto più coraggio oppure perché non è Dragon Ball, ragazzi, cioè, per intenderci non è Dragon Ball, non è detto che si debba fare così. Io sono stato cosciente semplicemente della mia volontà di assumermi qualche rischio in più per ridurre un pochino i tempi di recupero, perché ne avevo più bisogno. Quindi dal post infortunio intanto ho visto le stelle ovviamente nei giorni successivi, quindi ho fatto una settimana di riposo assoluto, cioè riposo assoluto vuol dire sdraiato, e non è stato possibile, perché essendo abbastanza iperattivo l'ho sofferta, dico la verità, l'ho sofferta. Poi ho dovuto aspettare un pochino i tempi tecnici, medici, perché ci vuole un attimo per prenotare visite, operazioni e quant'altro. Vi dico la verità, mi sono anche un pochino snervato per queste cose. La burocrazia non mi ha mai fatto impazzire. E va bene. Poi, zoppicando, quindi con il menisco rotto, abbiamo fatto, a parte dei viaggetti per dei progetti di cui non parleremo oggi, mi dispiace, però anche degli allenamenti. Tutti gli allenamenti che ho potuto fare, per cui il mio unico limite era il dolore, avevo avuto via libera, nel senso il medico mi aveva detto guarda, è rotto, quindi più danni di così non puoi farne, il limite è il dolore, semplicemente ti può capitare che magari qualche giorno ti si blocca un pochino di più il ginocchio, però va bene. Ho fatto gli allenamenti che sono riuscito a portare avanti. Nel mentre ho sentito altri medici per notare l'operazione prima possibile. In realtà i tempi sono stati relativamente brevi perché mi sono infortunato il 22 novembre, alla fine mi sono operato il 12 dicembre. È stato veloce comunque. Quindi è stato abbastanza veloce. Il medico che mi ha operato è stato oggettivamente bravissimo, sono molto 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 contento. Abbiamo fatto l'intervento in day hospital praticamente. E quindi sono entrato, uscito, fasciatura, punti, stampelle, sono rimasto di nuovo sdraiato immobile, davvero immobile, stavolta non potevo zoppicare neanche per casa, per 7 giorni, precisi 7 giorni. All'8° giorno ho tolto i punti e in realtà da lì è iniziato il mio processo di riabilitazione, quello che, come dicevo prima, ho forzato un po' di più di quanto non mi avessero raccomandato, diciamoci questa cosa. E questo non perché il medico non sia bravo oppure perché io sia pazzo, semplicemente, come ho detto prima, si fa una stima di quello rischi-benefici, insomma, e nel mio caso ho pensato che fosse giusto, insomma, rischiare qualcosina in più per provare ad accorciare i tempi di recupero. Quindi da lì in poi ho iniziato ad allenare gambe con una frequenza abbastanza importante, perché comunque ovviamente non riuscivo a reggere un volume tale da affaticarli più di tanto, quindi una volta ogni 2 giorni ho iniziato a fare un leg day, che ovviamente non era allenante, ma era più vicino ad una fisioterapia che ad un allenamento, e man mano però io penso che questa cosa mi abbia aiutato tantissimo, perché si è sbloccato il ginocchio, si è ripreso un pochino il tono muscolare, e quindi da lì quando mi hanno detto fisioterapista e medico che il dolore che avevo era un dolore non pericoloso, ma semplicemente limitante per il dolore in sé, quindi che, nel senso, se riesci a sopportarlo, divertiti. Da lì in poi ho forzato quanto più ho potuto. E sono abbastanza contento perché ad oggi riesco ad allenarmi, riesco ad allenare gambe, non posso fare accosciate con il peso verticalizzato, quindi nessuna variante di squat. Però salvo questo e salvo alcuni gradi, diciamo, in cui ho più dolore, sì, alcuni gradi di flessione in cui ho più dolore, sono contento del recupero che ho avuto. Per me, Carlo, è strabiliante il fatto di vedere delle storie in cui tu vai a farmi una leg extension quando, voglio dire, prima di Natale avevi il menisco spappolato, cioè, però paradossalmente io non so come avrei reagito, ma probabilmente avrei reagito nello stesso modo, perché ciò che mi dà l'allenamento
puoi capirmi, possono capirci anche chi ci ascolta. Posso capirti assolutamente. No, è follia è follia veramente convivere con un infortunio. Probabilmente una persona cresce da atleta anche quando sbatte la testa in queste cose qui. Secondo me è una cosa fondamentale. Io ho avuto la grande fortuna, e mi tocco in diretta davanti a tutta Instagram e YouTube, che non ho mai avuto niente. Però non oso immaginare quanto c'è però in tutto questo di raziocinio nella scelta di forzare la riabilitazione e quanto c'è di ossessione. È stato, come ho detto prima, giuro, non è Dragon Ball, quindi ovviamente non volevo rompermi di nuovo, non è stata follia, non è stata una scelta dettata dall'ossessione, è stata, Totalmente giuro, razionale. sì, studiata, perché, ripeto, ero consapevole di prendermi alcuni rischi, ho fatto una stima rischi-benefici e ho pensato che fosse giusto forzare di più. Se avessi pensato il contrario non l'avrei fatto, nonostante avessi voglia di allenarmi e quant'altro. No, non l'avrei fatto, quindi è stata una 95% raziocinio. Ok, il dottore ti aveva messo comunque davanti a dei possibili rischi seri forzando così? No, in realtà, oddio sì, nel senso ho chiesto quali fossero i rischi a cui andavo incontro, mi ha detto che si sarebbe potuto formare del liquido che poi mi avrebbe bloccato più tempo, mi avrebbe dato dolore e sarebbe dovuto essere drenato. Per fortuna non è successo, quindi comunque l'ho gestita ovviamente con attenzione. Purtroppo ho dovuto prendere tantissimi antinfiammatori dal momento dell'infortunio a inizio gennaio praticamente, quindi un mese di antinfiammatori, avevo un male alla pancia, madonna. Però no, ripeto, me lo sono quasi lasciato alle spalle, cioè ho ancora degli strascichi, nel senso che ovviamente nel leg day non riesco a performare come prima e ci sono delle cose che devo ancora recuperare, ci vorrà ancora un po', però mi sento quasi fuori, nel senso almeno mentalmente fuori. Ho ripreso, ho una programmazione che sembra scontato ma non lo è, perché non sono riuscito ad averla per tanto tempo, insomma andavo avanti facendo quello che riuscivo a fare quel giorno, quel dato giorno, e mi dava molto fastidio l'idea di non poter programmare cose perché non sapevo come sarebbe andata di lì in avanti. Adesso so che siamo sulla strada del recupero, so che alcune cose posso farle senza problemi, so che in altre ho ancora dei problemi, ma che posso lavorare per recuperarli, e quindi sono mentalmente molto molto spinto a dare di più in allenamento, mettiamola così, ho più fame di prima. Hai detto siamo sulla fase del recupero perché ti fai seguire da qualcuno adesso, hai usato il plurale. Lo stesso coach di prima. Sto scherzando. Io mi stupisco ogni volta che ci penso al fatto che hai preparato la gara da solo. Ne abbiamo parlato tanto anche durante la nostra chiacchierata. Però wow, cioè wow. Conosco anche altri atleti, però c'è da fare la distinzione fondamentale che tu con la gara te la sei portata a casa, no? Hai vinto e sei diventato professionista lì, quindi in realtà tra tanti che magari provano e hanno il coraggio di prepararsi da soli, tu l'hai fatto bene, a quanto pare. Sparami, usciamo un po' dalla questione ginocchio che assolutamente mi fa piacere che stai riprendendo alla grande, e secondo me stai velocizzando al massimo e in sicurezza la ripresa. Qua Antonio dice sì, ma intanto gli rispondiamo dopo, lui non lo sa, ma gli rispondiamo dopo. Ok. No, a parte gli scherzi, ti volevo chiedere qualche aneddoto della preparazione che poi ti ha portato ad essere professionista e a vincere tutto. Allora, parto dalla cosa che mi piace di più dire. I mesi di quella preparazione, mentre avevo fame, mentre comunque gli allenamenti erano una bella sofferenza, sono stati forse il periodo in generale più profondamente felice della mia vita. Non sono parole scelte a caso, non sono parole dette tanto per dirle, perché quando ti svegli per portare avanti un qualcosa a cui tieni, ma davvero a livello personale, molto profondo, ti svegli con una felicità intrinseca, come devo dirti. È bello anche andare in vacanza. Quando vai in vacanza, tu adesso sei stato a Sharm, sei stato
Sono stato in Egitto, ma mi sono portato a casa un bel souvenir come mal di stomaco. No, beh, a parte gli scherzi. Ottimo. No, nel senso, ti svegli felice tante volte per tanti motivi, però quando questi motivi sono profondi, affronti il periodo, le giornate con, non so spiegarlo, con il cuore pieno. È proprio un qualcosa di diverso. Io questo tengo tantissimo a dirlo, perché si parla tanto di quanto sia faticoso fare una preparazione, si parla tanto dei sacrifici che vanno fatti in preparazione, si parla tanto delle rinunce che vanno fatte in preparazione. Ragazzi, quelle rinunce, quei sacrifici, tutto nel complesso mi ha portato a vivere il periodo più felice della mia vita, più profondamente felice della mia vita. Non parlo di quando è finito, di quando sono andato sul palco, di quando la gara è andata come è andata, ma parlo proprio del viaggio verso quel momento. Per me sono stati mesi, quindi un bel periodo, profondamente felici, ed era una felicità che io non provavo da tempo, e ti fa capire delle cose a livello profondo, cioè che davvero la vita, quando la vivi per fare un qualcosa che rispecchia quello che sei, quello in cui credi, quello che ami, non sono solo parole dire che amare il proprio lavoro o in generale la propria vita è la cosa più importante, perché vi assicuro che in mezzo a tanti sacrifici, in mezzo a tante cose di cui si parla anche troppo, la felicità era evidente, ma per me e per chi mi vedeva era davvero davvero evidente. Adesso tralasciamo le ultime settimane la fame, che anche chi mi vedeva un pochino nervoso magari, però vi giuro è una felicità difficile da spiegare, è molto molto profonda. Per me questo rimane l'aneddoto, tra virgolette, più importante della preparazione. Dimmi una cosa, se ti faccio vedere questa. Ce n'è una, questa è quella che ho pubblicato su Instagram, ne hai un'altra in cui era tipo così. Ne ho, adesso andare a cercare. Vabbè, no, ero un secondo prima di scattare quella foto, io ero lì così, che guardavo quel 52, che guardavo quel numeretto, incredulo. Cioè io non... Dopo quel viaggio di cui ho parlato adesso, che mi sembrava non dovesse finire mai e che stavo così bene, questa era la sera prima della mia prima uscita sul palco a Perugia. E io riguardavo quel numero, lo guardavo, non riuscivo a crederci. Ho delle foto in cui lo guardo e piango, cioè nel senso erano emozioni, era un mix di emozioni talmente forte. Avevo appena finito la mia prima peak week, cioè, Wow. è veramente difficile da spiegare. In quel momento io avevo la pelle d'oca, i brividi, ero contentissimo del percorso che avevo fatto, ero proprio fiero del percorso che avevo fatto. Non avevo idea di cosa sarebbe potuto succedere il giorno dopo, ma mi stavo godendo quella sensazione talmente tanto, ma proprio ogni istante, e non è un modo di dire, ogni istante di quel giorno, che era quello prima della gara, è stato, ce l'ho impresso, ce l'ho proprio impresso, il viaggio, la ricarica in autogrill, con la crema di riso, pensate cose strane. Tutto, l'arrivo al bed and breakfast, il proprietario del bed and breakfast mi ha fatto trovare la bilancia, mi ha fatto trovare delle caramelle per la ricarica, perché lui sapeva che andavo a fare una gara di bodybuilding, mi ha fatto trovare un barattolo con le caramelle, che poi non ho usato, però lui mi ha fatto trovare il barattolo con delle caramelle. Wow. No, è stato incredibile, è stato tutto incredibile. L'iscrizione, vabbè. No. Non so, veramente ci sono cose che non so spiegare. Eri già quindi completamente soddisfatto di quello che eri riuscito a portare con le tue armi, a livello di condizioni? Io ero incredibilmente soddisfatto di tutto il mio percorso, ero proprio fiero del mio percorso, quindi l'ho detto più volte, in realtà quando sono salito su quel palco io ero davvero orgoglioso di quello che stavo portando, e non parlo di condizione fisica, ma del viaggio che avevo fatto per arrivarci. Quindi non è un modo di dire, quando sono salito su quel palco, è uguale a Rimini, io non mi sono sentito neanche per un secondo giudicato. Io ho detto salgo sul palco e non c'è nessuno a giudicarmi, ci sono tutti a guardarmi. Ed è una sensazione bellissima, che è quella che consiglio sempre di portare quando si va sul palco. La consapevolezza di aver già vinto, e quindi io la mia gara l'ho fatta. In realtà oggi io vi sto facendo vedere quello che ho fatto. Oggi poso, ma ok, così è importante. Oggi io vado sul palco a posare e mi godo il momento, ma la mia gara l'ho già fatta, vi sto facendo vedere il risultato di quello che ho fatto. Quindi è un momento di cui tu devi essere profondamente orgoglioso, perché se non lo sei vuol dire che tu non ti senti pronto, vuol dire che tu non sei soddisfatto di quello che hai fatto. Lascia stare quello che poi penseranno i giudici. I giudici ti guardano come ti guardano le altre persone che sono lì.
Però tu sei il primo giudice di te stesso e tu decidi prima di salire sul palco se la tua gara, se il tuo viaggio, se la tua, quello che hai fatto per arrivare lì è una vittoria o non lo è. Assolutamente sì. Come hai detto tu, nella chiacchierata mi è rimasta impressa una frase che secondo me rispecchia pieno questo concetto, il fatto che quelle luci sul palco non stanno illuminando la condizione lì, adesso, illuminano tutto quello che c'è dietro per portare quella condizione sul palco, i sacrifici, insomma, tutto il percorso. Tutto il percorso. Che è felicemente tortuoso, ma è tortuoso, insomma. Assolutamente sì, no, e anzi, aspetta, che non sia fraintesa questa cosa, ci sono momenti orribili, ci sono momenti in cui sei a casa da solo il sabato sera, hai fame, sai che tutti quanti gli altri sono in giro, tu non sei uscito con i tuoi amici, ci sono momenti in cui sei triste, magari non ti piace la tua condizione quel giorno, ci sono momenti molto, molto, molto duri, difficili da spiegare. E essere fiero di quei momenti e di aver superato quelle difficoltà è una cosa che poi ti rende felice, ma che sul momento è tosta, è molto tosta, non fraintendiamo queste cose. Ti rende talmente felice che qua stavi piangendo dalla gioia, ma non poco, eh? Stai piangendo anche adesso? No, ma stavo piangendo come un bambino, cioè nel senso con i lacrimoni, proprio ero lacrimoni, cioè avevo la faccia bagnata di lacrime, ma te lo con i aspettavi? singhiozzi. Quando è che hai percepito che potevi arrivare veramente a vincere quella gara lì? Durante i call out, tipo, cioè potevi immaginartelo lì? Mai, non l'ho percepito dopo averla vinta. Sono arrivato lì che per me Pro Card era una parolaccia, o meglio, sapevo di poterla sognare, per me era una cosa, un'ambizione enorme e già l'idea di poter andare a Rimini con la consapevolezza che c'era una remota possibilità di vincere quella Pro Card, per me era una soddisfazione folle, ma era una cosa che avevo paura di pronunciare, cioè quando qualcuno magari veniva a dirmi oh ma allora oggi Pro Card per fare la battuta, io mi arrabbiavo, cioè a Rimini, vabbè, ti ricordi, facevano le premiazioni separate, cioè facevi la categoria, E poi posavi, scendevi dal palco, richiamavano tutti e facevano solo la premiazione. Mentre eravamo lì ad aspettare la premiazione si avvicina un ragazzo e mi diceva allora oggi, eravamo sul palco, allora oggi Pro Card? Ti giuro, gli ho risposto male, ma proprio ho detto, ma allora sei stronzo. E mi sono allontanato, poi dopo sono tornato da lui, l'ho abbracciato, abbiamo fatto la foto e quant'altro, però avevo davvero, cioè per me era una follia pronunciare quella parola, non era ancora un sogno, non era un obiettivo, era ancora un sogno. Pazzesco. Ma sei superstizioso anche un po' tu, di base? No. Zero proprio. No. Eri proprio No, incazzato perché non doveva nemmeno pronunciare. Ero proprio teso perché non riuscivo a metabolizzare l'idea che effettivamente me la stavo giocando e quindi pensarci mi creava più tensione. Questa foto che vediamo, raccontacela tu. Questa foto che vediamo è importante. Questa foto che vediamo è stata dopo la mia prima vittoria, quindi dopo la gara di Perugia, nel backstage, appena sceso dal palco dopo un buon pianto in cui ho anche lì sfogato. Non era un pianto di gioia, non era un pianto di frustrazione, era proprio un pianto liberatorio. E questa è la prima foto che sono riuscito a fare post gara direttamente da WhatsApp per mandarla a mamma. Quindi proprio con la chat di mamma aperta ed è la prima foto di me post gara, di me con una medaglia. L'ho mandata a mamma dicendo non dire ancora niente a nessuno, però guarda, e questa è la foto di quel momento. Grande, fantastico. Per me è importante, per me è importantissima. Cazzo, ci credo che è importante. Wow. Salutiamo anche Giuseppe che ha avuto la pazienza di venire con te fino qua a godersi la chiacchierata muscolosa quel giorno di dicembre o novembre, non ricordo però. Grazie Giuseppe, un saluto, un abbraccio. Chi ci conosce lo sa, è mio fratello. Era questa la foto che mi dicevi prima? Questa o un'altra proprio con la faccia così china, perché poi c'era, questo è... Qua eri ancora in prep, qua era pre-gara. Qua era una settimana prima della gara, era la mia ultima domenica prima della gara, perché, vabbè, ciao Antonio, allora, visto che abbiamo aspettato questo momento,
la preparazione mi sono preparato da solo, ma tutta la prep l'ho vissuta con Antonio, che doveva fare la gara una settimana dopo di me, una settimana dopo Rimini. E tutte le domeniche noi andavamo nella palestra dove lui lavorava, che era chiusa, andavamo lì, facevamo un po' di cardio, il nostro posing, il nostro pasto, io e lui e basta. Wow. E questa era l'ultima di quelle domeniche, perché noi tutte le domeniche abbiamo fatto questa cosa per tutta la prep, quindi un tot di settimane, e questa era l'ultima domenica. E io quel giorno mi ricordo feci anche un post perché per la prima volta iniziavo a realizzare che stava finendo quel viaggio e non mi sembrava vero. Quando mi sono reso conto che era l'ultima domenica, l'ultima volta che mangiavamo in quel posto, seduti lì a terra, delle nostre schiscette con il riso basmati, è stata una bella realizzazione, insomma. Dici, ok, no, cazzo, ho fatto tutto questo, però effettivamente il viaggio adesso ha questa conclusione. Io arrivo adesso lì, l'ho fatto per questo motivo e ci siamo quasi. Quindi questo sembra un momento banale e molto spesso capita magari che in prep o in questi momenti importanti alcune cose che possono sembrare banali poi ti rimangono impresse. Per me questo è uno di quei momenti. Sì, sfondi una porta aperta perché anche io mi stavo preparando nel tuo stesso periodo. Io ero sul palco con te quando tu hai vinto la Procard, io da dietro ti vedevo e ho detto tutto. Eri più avanti degli altri, te la saresti meritata sempre quella vittoria e di conseguenza anche la Procard, assolutamente. Quindi Quale categoria? BB, no? BB 70. Assolutamente. Sì, io nella mia secchezza dei 67 kg, tu pensavi probabilmente un po' di più sicuramente. Post Allora, gara, quali sono le sensazioni? Quali sono state le prime cose a cui avete pensato e fatto? Bella. allora, salutiamo Luca, che lo vedo Bella. tutte le sere in palestra, infatti gli farò i complimenti per la domanda, grande. Allora, post gara, quali sono le sensazioni, quali sono state le prime cose a cui avete pensato e fatto? Io dico Prima tu. subito, era la mia prima gara, per le emozioni che mi ha trasmesso il palco, e io non parlerò di Rimini, ma parlo delle selezioni perché era la mia vera prima gara, quindi la prima volta che mettevo piedi sul palco è stato wow, che io vinca, che io perda, che arrivi ultimo, che mi qualifico, che non mi qualifico, voglio rimettere il piede sul palco per l'elettricità che mi ha dato, assolutamente. Cioè, a me onestamente tuttora andare sul palco e veramente farmi Ti sangue amaro. manca, eh? Sì, ma Porca miseria, mi manca tantissimo. mi manca tanto, mi manca quell'emozione lì, mi manca il profumo del tan, mi manca il casino che c'è nel backstage, mi manca l'ansia pre-palco, perché sti cazzi chi dice che non ce l'ha, io ce l'ho, mi manca l'ansia pre-palco. La cosa che ho pensato è stato non vedo l'ora di rifarlo, e non vedo l'ora di rifarlo ancora meglio per battere quel bastardo che ho visto allo specchio 2 secondi fa. E questa è la mia. Adesso lascio la parola a chi l'ha vinta, magari più Allora, interessante. aspetta, per me io do due risposte. La selezione, quindi dopo la gara di selezione, sapendo che Rimini era a 12 giorni, l'unica cosa che ho pensato è Madonna quanto mi sono divertito, tra 12 giorni faccio una festa ancora più grande. Giuro, non avevo nessun altro pensiero, Perché nessun altro pensiero. scusami, Perugia è stata proprio 10 giorni 12 prima. giorni prima, 12 giorni prima, precisi. Da Perugia ho fatto scarica, ricarica e sono risalito. E praticamente giuro che da lì sono sceso sul palco, che è stata una cosa talmente bella che ho detto non voglio sapere niente, non vedo l'ora di risalirci. Quindi l'unica idea era come migliorare quella condizione per arrivare sul palco di Rimini e divertirmi ancora di più. Mentre post Rimini, che quindi è post ultima gara, quindi nel senso lo stacco tra prep e off season, insomma, ero a Rimini Riccione, che per chi mi conosce sa che è un po' la mia seconda casa, quindi avevo tanti amici lì che avevo tanta voglia di vedere, e l'idea di poterlo fare tornando a fare una vita normale, insomma, non essendo in prep, quindi avendo dei pensieri in meno, è stata è stato un momento molto molto felice per me, sia quei giorni poi a Rimini post gara che quando sono tornato giù a casa. Quello che ho pensato è stato un viaggio bellissimo, sono contento, non vedo l'ora di rifarlo, e adesso con questa felicità in corpo posso godermi i prossimi giorni le cose che non ho potuto fare nello scorso periodo. Quindi sono andato a mangiare fuori, sono andato a mangiare da un mio amico a Rimini, da giovane da Piadineria, e per me è stato incredibile. E sono andato a trovare un altro mio amico al suo locale al Mojito Beach di Riccione, abbiamo fatto una serata che, ragazzi, cioè io non vedevo una serata da un anno,
E, e quindi, diciamo, ho avuto 2 reazioni diverse dopo le 2 gare. Sì, anche io onestamente, la prima quella che ho detto, la seconda un pochino più razionale, per aver già messo il piede sul palco, era quella di volere assolutamente battermi nella gara che ci sarebbe stata sicuramente dopo. Sì, sì, Sto assolutamente. preparando tuttora, nel senso che sai bene che può essere anche una gara, può essere anche fra 2 anni, ma la stai già preparando, sei già qui a lavorare per quella Questo è un competizione. concetto a cui io tengo tantissimo. Luca Era una domanda rivolta. Ah, ok. Abbiamo risposto. Ho risposto. Cazzo, però. Comunque no, allora però, cioè, diciamolo chiaramente, lo sgarro post gara è bellissimo, è uno dei momenti più felici della vita di un atleta, secondo me, perché è proprio, tra virgolette, celebrativo, cioè tu dici allora tutto quello che è una cosa che non hai potuto fare per tanto tempo, e non è tanto il cibo in sé, è l'idea di mangiare per la prima volta dopo tanto un qualcosa di cui non sai i valori nutrizionali, che non è stata programmata, che non è data a una certa ora, ed è un po' una liberazione a livello mentale e per me è stata una gioia grande grande. Cosa hai mangiato? Ho mangiato, sono andato da questo mio amico, Giova, proprio un fratello maggiore, e sono andato, mi sono fatto fare un panino enorme, 2 hamburger, formaggio, mortadella, cioè c'era di tutto dentro, poi una piadina con mortadella e gorgonzola, poi un'altra piadina e poi ho mangiato una piadina dolce, Nutella e cocco. Beh, te ci hai dato. Io sono tornato a casa perché a ritorno non ho nemmeno guidato perché ero. A livello di emozioni, quello che mi aveva dato la gara, ero veramente disfatto. Sai quando era peggio di una serie di squat portata alla morte, nel senso che c'avevo il sistema nervoso centrale che era KO, ero cotto. Felicemente cotto, ovviamente. Antonio, Dio, io le kilogram le avevo contate. Ah, le gocce! Antonio, Antonio ha fatto una cosa, vabbè, masochista. Praticamente la settimana dopo Rimini ho accompagnato lui a fare la sua prima gara NBFI a Roma Sì. e post gara lui ha mangiato, aveva detto, lo stavo dicendo una mesi, quindi poi l'ha fatto, aveva detto che avrebbe mangiato un pacco di gocciole nel latte, ha mangiato, ragazzi, ha mangiato un pacco di gocciole nel latte, però ha avuto l'idea sadica, ma sadica davvero, di contare le calorie di quel pacco di gocciole. È stato sadico, è stato sadico. Abbastanza, però onesto, l'ha conteggiato. Salutiamo anche Giuse, che ti fa un super Gi- complimento. E Vabbè, io penso almeno lo stesso di lui, cioè condivido. un atleta che stimo tantissimo, però a parte che come atleta, io Giuse lo stimo tanto anche come persona, è bravo, intelligente, è corretto, proprio una persona con cui è bello avere a che fare. Poi il fatto che condividiamo anche la stessa passione, che mi piace anche come la viva, è un'altra cosa, però è una bella persona. Assolutamente, non vedo l'ora di conoscerlo meglio anch'io, avremo modo sicuramente presto anche di condividere un po' di nozioni live, io e lui. Ah, ottimo, sono contento. Guarda, ti accenno, e mi vergogno a farlo, quello che ho mangiato io come sgarro post gara, perché fa talmente schifo che probabilmente mi confermerai questa cosa. Potresti essere l'unico che mi dice ci sta. Allora, ti dico la mia pizza preferita, così queste persone. Fermati, ma tu lo sai di dove sono io. No, lo so, ma appunto che ti dico questo perché sei della patria te. Allora, ho mangiato, e ci giochiamo tutte le persone in live con questa, base bianca, quindi senza pomodoro, una stria, no? Senza mozzarella, senza pomodoro. Acciughe, tonno, capperi, olive e aglio. In questo momento un pizzaiolo a Napoli è morto. Qualche secondo di silenzio. Oh, raga. No, che poi, allora, la verità è che la mangerei, eh. La verità è che la mangerei, soprattutto in questo momento, figurati, la mangerei. Però, Ma Madonna. tu, Carlo, parli con uno che vive in Emilia-Romagna, vive precisamente a Modena, tu ti puoi Mi fa immaginare. male. Immaginate tutti i miei parenti qua, e il colmo è che io dovrei essere nato per i miei gusti alimentari giù da te, a Napoli, perché io amo la cucina mediterranea. Allora facciamo così.
non mi piace quella mediana e oltre queste 11 ho perso anche 100 follower almeno adesso. Aspetta, allora facciamo così, ti avevo già invitato, ti reinvito giù da me Quello e quando scendi, oltre ai workout, oltre alle cose sportive, ci andiamo a fare un full day of sgarro a Napoli e ti faccio mangiare una cazzo di pizza come si deve. Metà ce lo facciamo per i nostri, ok? Metà lo riprendo e ci faccio un bel video, chiamiamo anche Andrea, così rendiamo pubbliche le nostre porcate. Va benissimo, ci sto. Allora, comunque dice Luca, il fatto che vi curate nel dettaglio cosa avete mangiato significa che è stato un momento molto bello. Per me, ragazzi, meraviglioso, sì. Ripeto, meraviglioso. Confermo. Giuse, ti fa una domanda. Vai. Interessante. Posso chiedere a Carlo se si vedrebbe potenzialmente più un classic o un BB. Ma Giuse, guarda, io stavo pensando Man Physique, in modo che saliamo sul palco insieme. Però devo dire, anche bikini, posso farci una pensata. Forse c'è il reggiseno della taglia. Allora, no dai, spariamo la bomba. Classic. No. Sì, no. sì. Allora, io ho 2 fisici. Non è più un pensiero, è un programma. Ma no, davvero, cioè, me la sveli così. Questa è una stangata che mi arriva qua nei denti. Cioè, io quando penso al natural bodybuilder c'ho Ceglia col costumino blu, e lo dico apertamente perché lo stimo tantissimo, Andrea Podda, un altro... Andrea Podda è un grande. Andrea Podda, non ragazzi... so se ci sta seguendo, se sta guardando questa diretta, ha un fisico incredibile, ha delle linee, gli ho detto guarda l'altro giorno, ha delle linee, ma lui mi fa impazzire, come fisicità, come volumi, come durezza, mi fa impazzire. Nel panorama italiano di nuove ascese siete i 2, secondo me, occhio, uno dei fisici, 2 dei fisici migliori, assolutamente. Occhio, perché stiamo parlando, se mi parli di BB, per me dei mostri sacri, c'è Giovanni Leonelli che... No, aspetta, nuova ascese. Sì, perciò secondo me ti sei salvato perché... No, lo so assolutamente, non dico castronerie, però avete un potenziale che potete dire la vostra, e a livello di Rino, de gustibus voglio dire, quindi mi piacciono molto, però secondo me Classic, come mai questa scelta? Facciamo così, lo vedrai la prossima volta che salirò sul palco. La mia risposta non ti piace? La prossima volta che salirò sul palco capirai perché. Però hai già gareggiato Classic. Hai fatto doppia malissimo tra l'altro, però sì. Secondo me è una cosa legata al posing. No, anzi, mi piace di più il posing BB, perché a me piace l'idea che l'unica cosa che venga valutata sia la condizione. Per me più il conditioning viene valutato, meglio è. Il fatto che venga valutato il posing è l'unica cosa che non mi piace del classic. Però, diciamo, mettiamola così, per la mia fisicità, per la mia genetica, per le mie linee, per la condizione che voglio arrivare ad avere, che voglio portare, voglio passare classic. Così la spiego. Sono molto curioso perché se mi parlano di Carlo, io ho il Carlo bodybuilder in testa, quindi sono curiosissimo e sono convinto assolutamente che il tuo fisico si possa sposare anche con una categoria classica. Non sto dicendo che classic non funzioni assolutamente, c'ho il bias del Carlo bodybuilder. Beh, sono contento, diciamo che la vedo come una cosa positiva, io sono contento. Assolutamente sì. E torniamo grandi, ok. Allora, Madonna Lollo continua a fare questo e non i food blog perché non si può. Sì, ci sta. Che si mangia la pizza con i miei calzini sopra. Sì, sono un po' da sessuale anche io, un pochino. No, a parte gli scherzi, sì, gran bel fisico. Mi è piaciuta anche a me la risposta che hai dato, Carlo. Mi hai stupito. Non volevo dirlo, però è arrivato, ho detto vabbè dai, ma spariamolo. Hai fatto bene. Pensi quindi e ti posso chiedere se a livello di federazioni, visto che le hai provate entrambe, quale ti... Non te lo dirò mai.
Allora, io posso dire che sono rimasto un po' deluso da quello che è successo in una federazione da poco. Non mi piace che nel momento in cui vengano trovati positivi degli atleti non si dicano i nomi, perché io non vorrei dire una cavolata, non vorrei dire una castroneria, non vorrei sbagliarmi, ma noi firmiamo un accordo per cui diamo diritti di privacy per cui se dovessimo se dovessimo mai risultare positivi ad un test antidoping, che ci impegniamo ad eseguire anche a sorpresa per tutto il tempo per cui siamo tesserati per una federazione natural, nel momento in cui dovessimo risultare positivi appunto a questo test, noi diamo diritti d'immagine perché questa cosa venga resa pubblica. Non vorrei dire una castroneria, ma a me sembra di aver firmato anche questo. Mi pare di sì, ma più che INBB altro... mi sembra di aver firmato decisamente anche questo. Non so se quest'altra federazione ha una cosa diversa, ma a me sembra che loro hanno poi il permesso di rendere pubblici i nomi nel caso in cui un atleta risulti positivo all'antidoping. Però vabbè, no. Io preferirei, secondo me, tutelerebbe il nostro sport la possibilità che questa cosa avvenga. Io ci potevo rimanere più male di quello che in realtà ci sono rimasto, perché io non dico che me lo aspetto, perché non ho mai la puzza sotto il naso, perché, ripeto, io ho gareggiato contro me stesso e contro nessun altro, e così farò finché non sarò soddisfatto di aver battuto chi vedo allo specchio, ripeto. Quindi gli altri li vedo, li ammiro, gli faccio i complimenti davvero. A te ti ho visto sul palco, ti ho ammirato, ok? Quindi per me non ci sono avversari e tantomeno nemici. L'unico sono io, però a me onestamente mi è dispiaciuto. Io anche ci sono rimasto davvero male, anche perché io ho un'idea, a parte ho sempre detto che per me bodybuilding e natural bodybuilding sono due sport diversi, l'ho sempre detto per questo motivo, perché io mi ritengo sempre prima atleta che bodybuilder, quindi in generale io sono contro il doping, però come ho scritto l'altro giorno nelle storie, per me è un qualcosa di etico. Nel momento in cui uno sport è open, quindi pubblicamente aperto all'utilizzo di alcune sostanze, la parte etica viene a mancare, quindi nel momento in cui un atleta utilizza determinate sostanze alla luce del sole, per me è una sua scelta personale che non ricade su un qualcosa di etico, quindi non è una cosa a cui sono contrario se lui ritiene Non è giusto per se certo. stesso farlo, per me va bene perché fa uno sport in cui è contemplato, quindi non sta imbrogliando per intenderci, cioè non sta imbrogliando nessuno. Chiaro. Nel nostro caso, il natural bodybuilding, che è nato dopo il bodybuilding apposta per fare questa differenziazione, ragazzi, cioè, se voi volete prendere una scelta diversa, c'è uno sport apposta, cioè è l'unico sport che è nato prima così che così. Quindi potete andare nelle federazioni giuste a giocarvi le vostre carte da Enhanced, da Doped, per andare a giocare nelle federazioni giuste. Venire ad imbrogliare in uno sport in cui questa cosa non è contemplata, è una cosa che mi dà tanta rabbia perché è un gesto veramente da conigli. Non ho parole per giudicarvi, sono davvero amareggiato io per questa cosa, anche perché noi bodybuilder natural, nella vita di tutti i giorni, conviviamo con questo spettro dell'essere accostati al doping, o meglio, a me, sai quando sei giovane e dici, vabbè, lo prendo come un complimento. Adesso se qualcuno, io mi arrabbio, cioè nel senso se qualcuno ti dà del dopato, ti sembra che Perché succedono... minimizzare i tuoi sacrifici, Perché quello che hai succedono fatto. queste cose? Perché succedono Esatto, queste noi cose? così gli diamo adito. Se voi rendete pubblici questi nomi, se noi facciamo in modo da essere compatti contro chi fa questa cosa, ci tuteliamo. Facendo il contrario, sembra quasi noi diamo adito a pensare queste cose. E a me questa è una cosa che dà una rabbia indescrivibile, perché non mi sento tutelato da chi dovrebbe, o meglio, no, è una cosa che mi ha dato tanta rabbia, tanta rabbia. Non voglio straparlare, però è una cosa che mi ha dato tanta rabbia. Mi è dispiaciuto tanto, sono d'accordo con quello che dice Giuseppe, che alla fine se poi sono le persone interne... No, allora, io a causa del problema. Non voglio dire, non si sa chi è, figurati, non lo dice la federazione interessata, figurati se mi permetto di parlare io a livello proprio legale, quindi
Non lo so, non so cosa è successo e secondo me il problema grave è proprio questo, che secondo me tutti dovremmo sapere, perché il fatto di dissociarsi apertamente da questi comportamenti, secondo me tutelerebbe l'immagine di chi poi fa le cose correttamente. Tutto qua. Sì, sono d'accordo e purtroppo mi viene da pensare un po' in malafede, che probabilmente ce ne sono tanti altri che non verranno mai. E questo, vedi, capisci che per me questa è la cosa più grave, perché il fatto che poi qualcuno possa passare a pensare alla malafede degli atleti è gravissimo perché, e non mi stancherò mai di dirlo, l'asticella del doped è stata abbassata vergognosamente negli ultimi anni, non dagli atleti, ma semplicemente perché le sostanze sono state troppo diffuse e quindi praticamente la gente, da che prima si dopava soltanto per andare a fare Mister Olimpia, adesso ci si dopa per andare in spiaggia a 70 kg asciutti. E questa cosa ha abbassato l'asticella del doped. Quello che la gente... Il problema è che siamo ormai abituati a vedere, prima se tu vedevi un soggetto dopato pesava 130 kg e tu non avevi dubbi. Adesso questa asticella si è abbassata talmente tanto che tu da natural, una volta che sei un atleta natural buono, la sorpassi. La gente, il problema è che è abituata all'idea ormai che fino a qui puoi essere natural, da qui in poi sei per forza doped. E questa è una cosa gravissima. Come dice anche il fatto che negli ultimi anni il natural bodybuilding, insomma, si è evoluto notevolmente, le condizioni che uno può portare su un palco natural sono estremamente differenti da perciò io quello che voglio è... Si sono avvicinati due estremi, sì. A me dà tanto fastidio quando tu vedi un atleta con un'ottima condizione sul palco, un'ottima condizione, proprio adesso poco fa, un mese fa ci sono stati i mondiali di natural bodybuilding e c'erano delle condizioni da Olimpia, cioè surreali. Il fatto che vedere quelle condizioni, nel vedere quelle condizioni la gente, la prima cosa che mi ha chiesto è: ma secondo te sono natural? A me dà un fastidio folle, e noi dobbiamo tutelarci da questa cosa, perché dobbiamo tutti insieme, noi che facciamo le cose a modo, dobbiamo far passare l'idea che non c'è neanche il dubbio, fino a prova contraria, un atleta natural è un atleta natural, quelle condizioni sono dovute a tanti sacrifici, a tanto impegno, a una buona strategia, a un'ossessione, ed è questo che va valorizzato ed è questa la prima cosa che deve essere evidente ed è il primo messaggio che deve passare. Nel momento in cui si trova un atleta che invece ha fatto cose che non doveva fare, che per me è semplicemente imbrogliare, che quindi ha imbrogliato, bisogna assolutamente, ma nella maniera più radicale, dissociarsi da questa cosa e far capire che si è contro. Secondo me questo è un modo per valorizzare chi fa le cose appunto a modo e soprattutto per tutelare gli atleti che si comportano correttamente e che fanno tanti sacrifici per essere fieri di quello che portano sul palco con i riflettori accesi. Assolutamente dissociarsi penso che sia l'unica arma a nostra disposizione. Ma fortemente, in maniera attiva. Esatto, io penso anche che torniamo al mondiale che hai citato e vedere delle condizioni che qualche anno fa, se vedi una condizione così sul palco, uno era convinto al 100% che si parlasse di miseria. Adesso vedere questa asticella natural che ogni anno è sempre a me rende orgoglioso. La prova contraria, tu devi essere convinto che quelli sono fisici natural, ok? Io per me è l'unico modo di vivere questo sport, perché altrimenti... Cavolo, Carlo, non so tu, ma a me dà una carica a livello emotivo... io sono impazzito. Io sono impazzito. Cioè, questi sono riusciti senza nessun tipo di aiuto ad arrivare lì e quindi, cazzo, io anche a un 80% di loro voglio arrivarci. Quindi mi impegnerò per far sì di spremermi anche lo 0,1% di me stesso, ok? Per essere al top di tutto ciò che posso dare lo darò. Però se non hai quegli esempi, è come chi si allena con i professionisti o chi si allena con il neofita. È ovvio che c'ha due parametri differenti. Se io mi alleno con te, Carlo, un anno, e io ho visto come ti alleni, ok? Ti sei divertito? Mi sono divertito tanto, certo. Ho avuto un certo tipo di stimolo che è come ho ovviamente quando mi alleno con chiunque, però io adesso che mi sto allenando con tanta gente che è anche professionista come te,
addirittura professionista di un certo peso, ok, anche di Open, ok, questi si stanno allenando, io cosa ho fatto fino adesso? No? Non che mi allenassi piano, però vedi sempre qualcosina in più. E per me è uno stimolo enorme. Ti posso fare una domanda? Facciamo un attimo Invertiamo anche un po' il ruolo. Sì, esatto, ho visto, ovviamente ho continuato a seguirti, ho visto tutte le tue ospitate, tu hai avuto personalità importanti sia in ambito sportivo che in generale, insomma, anche in altri ambiti, non prettamente, nel senso non per forza di spicco nello sport, però tu sai che c'è una persona che tu hai avuto che io ammiro tanto e che, no, com'è stato allenarti con Andrea Mammoli? Cioè, per me lui è folle, per me. Andrea penso che metta nell'allenamento ciò che prima ancora ha messo nella chiacchierata che abbiamo fatto, e se avete avuto modo di vederla sapete di cosa sto parlando, altrimenti vi invito di andare a vedere il video. È una persona estremamente umile per la posizione in cui si trova attualmente e lui riesce veramente a rendere il poco volume qualitativo. Riesce veramente a metterci intensità. Detta così può essere tutto o niente, però... No, lui sfrutta molto più il carico interno. Bravissimo. Però per me quello che porta lui è... Io sono veramente... è uno degli atleti in generale italiani che stimo di più. Lui mi piace tanto. Lo stimo tanto anche io, ho avuto la riconferma quando l'ho incontrato e conosciuto. Lui penso che sia uno di quelli che ha tenuto durante l'allenamento il volume più basso. Cioè, se lo dovessi questo, sì. Al nostro allenamento è diametralmente opposto, ha fatto un quarto del nostro allenamento. Posso dire che io l'ho provato, mi sono sentito stimolato, allenato sicuramente. È riuscito sicuramente a metterci un grado di intensità maggiore lui, ma perché effettivamente è più esperto sotto il punto di vista. Però questo è quello che diciamo sempre, non esiste una formula valida per chiunque, ci sono diversi tipi di esigenze, proprio ogni atleta ha diverse esigenze, anche a livello di volumi, di intensità espressa nella singola serie, proprio è talmente tanto, ci sono talmente tante sfaccettature che è impossibile pensare che una cosa che funzioni per tutti, o meglio, può funzionare per qualcuno in più, qualcuno in meno. Le modalità sono talmente tante, talmente tanto diverse che è impossibile creare una formula valida per chiunque. 100%, ed è proprio per questo che io sto, diciamo, cercando di guardare, imparare un po' provare più stimoli differenti. Tu stai facendo, vabbè, te lo ripeto perché ci tengo a dirlo anche in diretta, per me stai facendo una cosa bellissima, stai vivendo uno sport, vabbè, ma stai vivendo al 100% di quello che ami, quindi in prima persona come atleta, lo stai vivendo come coach, ti stai facendo seguire anche da un coach che tra l'altro salutiamo, è un'altra delle persone del nostro panorama che stimo tanto, e poi soprattutto lo stai rendendo la tua vita a 360 gradi, perché fai contenuti, spieghiamo che non guadagni niente da questi contenuti, fai contenuti per la gioia di condividere e di vivere il bodybuilding a 360 gradi in tutti gli ambiti e con le persone che stimi, con cui ti fa piacere condividere un po' del tuo viaggio. Quindi per me stai facendo una cosa per cui non smetterei mai di farti complimenti. Grazie Carlo, quando poi i complimenti arrivano dall'interno del settore come dalla tua bocca, per me... No, però no, aspetta, però queste secondo me questo è un complimento che per me non ha niente a che vedere con il bodybuilding. Cioè, se l'avessi fatto per la danza classica o se l'avessi fatto per le torte di carota, sarebbe stato uguale. Mi piace proprio il modo in cui stai vivendo quello che ami in generale, è bellissimo. Sì, penso che confrontarmi, applicare e soprattutto anche condividere con chi ha voglia di guardare i contenuti che propongo sia la base poi per poter progredire, ma sia a livello personale sia anche progredire come sistema bodybuilding. Ed è questa la cosa che più mi rende felice e mi rende vivo, ed è per questo che lo faccio anche senza alcun tipo di ritorno, ed è grazie anche a persone come te che lo faccio, perché bisogna anche mettersi a disposizione e aprirsi a questi miei contenuti e proposte, quindi ti ringrazio per questo.
Comunque Giuseppe dice che quella panca piana con bilanciere di quell'allenamento in quel momento così gestito è solo da pro. È vero, condivido. Io giuro che è uno degli stimoli, se non lo stimolo più bello della mia programmazione, mi piace proprio tanto, tanto, tanto. È una gestione... In tanti non sono stati d'accordo con quella scelta, hanno lasciato anche dei commenti sotto al video, ma per me va assolutamente contestualizzata. Io ripeto, come lo dico, è una cosa che dico sempre, vale per tutti, varrà anche per me, no? Non c'è una cosa che va bene per tutti e non c'è una cosa che è sbagliata per tutti. Per me, quello stimolo in quel dato momento, con quella data fatica, è un qualcosa che non è replicabile in un altro modo. Cioè, mettersi sotto un bilanciere medio pesante con un muscolo così affaticato, su multiarticolare, quindi generalmente tu sulla panca piana, in quanti dicono no, io non riesco bene a sentire il petto, per me non è il modo ottimale di allenare questo distretto muscolare, per me lo stimolo che si prova ad utilizzare quell'esercizio in quel momento, in quel contesto, non è replicabile ed è bellissimo, bellissimo. E poi tra l'altro devo dire che non è una cosa che metto generalmente nelle programmazioni, so che è una cosa abbastanza tipica, però i risultati in termini di bodybuilding, quindi in termini estetici, proprio di risultati che ho avuto con questa programmazione e con questa modalità, non li avevo mai avuti prima. Quindi vuol dire che è una cosa che su Carlo funziona. Quindi Carlo la userà. Ragazzi, abbiamo sbagliato a caricare il bilanciere. È meglio sempre sbagliare in su piuttosto che in giù. No, ma poi allora fu una cosa bellissima perché staccammo il bilanciere e dissi, ma sto cosa è pesante. Ma perché lo sento così pesante? E dopo ci siamo accorti che non era il carico giusto. Con piacere però, le avete chiuse? Con piacere, con piacere. Però ho visto dalle storie che la stai ancora tenendo come primo esercizio quella multipower. Panca piana io la faccio 2 volte a settimana. La prima, la panca piana? No, ok, quella inclinata alla Smith, dico. La tieni sempre come primo esercizio? In una delle 2 sessioni di petto sì. Ok. E quella sessione di petto che hai fatto con me, la tieni ancora quello schema d'allenamento? Sì, non sto usando un monoarticolare come preaffaticamento in questo momento. Ok, quindi non fai il classico cavo. No, mi riscaldo e mi butto sotto la panca a 45 al multipower. Il primo esercizio è un multiarticolare in quel caso. Mi ricordo che lì... Abbiamo fatto 2 serie a cedimento di, praticamente di croce al cavo basso. direi che ci accodiamo. Sono d'accordo con Giuseppe. Sì. Di Giuseppe, assolutamente. È proprio la parte più divertente ed è ad oggi il motivo per cui continuo ad essere il mio coach. Perché altrimenti mi priverei di una cosa che per me è troppo divertente. È proprio un aspetto che io amo. Studiarmi la programmazione, aggiustarla, è una cosa che io amo. Non riesco a farne a meno. Per quanto sono tanto vorrei farmi seguire, perché comunque ci sono delle mancanze, perché tu non riesci sempre ad essere oggettivo, soprattutto in fase di prep, quando sei in off season, devo dire la verità, è più semplice e anche soddisfacente farsi la programmazione da solo, seguirla, personalizzarla al massimo, avere dei feedback che non potrebbero essere più precisi perché sono interni, però devo dire che anche non poter avere un confronto ad alta voce, oppure semplicemente non poter, in un momento di maggiore stress, quindi magari in prep, staccare il cervello e concentrarsi solo a fare quello che bisogna fare, è una mancanza. Quindi io, come ti avevo già detto durante la chiacchierata, non è un'idea che escludo, mi piacerebbe tanto. L'unico modo in cui riuscirei appunto è rimanendo coach di me stesso, ma avendo come un co-allenatore con cui gestire insieme la preparazione a 360 gradi. Magari momenti in cui dico guarda, io adesso non riesco neanche a pensare, aiutami più tu, altri momenti in cui dico guarda, io sono sicuro che questa sia la cosa migliore da fare, quindi per me facciamo questa. Mirko ti chiede una cosa interessante, cioè quando è che sei riuscito ad essere... Tutta la vita, risposta a tutte e 2 le domande, tutta la vita, anche prima di sapere che lo stavo facendo. Pensi che sia una cosa, tra virgolette, innata? O basta avere la sicurezza in se stessi per poter... L'ossessione e la passione, sì. È una cosa, ma non dico innata a livello... Non dico che sia una cosa positiva o negativa, è una cosa
che nel mio caso mi caratterizza. L'ossessione per questo sport e in generale per le cose a cui tengo e che amo è una cosa che mi caratterizza molto. L'ho detto anche lì, è il mio primo difetto e il mio primo pregio. Cioè io, se c'è qualcosa a cui tengo, in questo caso parliamo di bodybuilding, è una cosa a cui tengo follemente. E io, ragazzi, do tutto me stesso, ma a 360 gradi, quindi testa, cuore, culo. Mm, questo è una cosa che potremmo ritenere innata, ma nel senso che Indubbiamente lo è. a me fa piacere. Posso chiederti, Carlo, intanto possiamo rispondere a Mirko che ti ha chiesto se hai dovuto... Certo, assolutamente sì, alcune cose con attestati, altre da autodidatta. E ovviamente sì, e poi sono cose che oltre a studiare impari ad applicare, perché come dico sempre, tu puoi studiare 2000 libri che fanno in cui ci sono 2000 studi, ma nel tuo caso, per esempio, non esisterà mai un libro che si intitola L'allenamento perfetto per Carlo Ceglia o L'allenamento perfetto per Mirko Ianzito. Tu puoi mettere le tue conoscenze al servizio della programmazione di ogni atleta. Per me poi è una cosa che dico sempre e che tengo a specificare e non smetterò mai di dire, è impossibile avvicinarsi alla perfezione senza feedback e senza l'umiltà di correggere e di modificare continuamente la programmazione che all'inizio si riteneva quella più idonea. Se non Grazie, capito, sono un grande fan del grazie format, con sì, si vede anche dalle domande che fa. No, sì, assolutamente, grazie Giuseppe. Io ti chiedo, perché sicuramente così è impossibile che ovviamente hai fatto tutto perfetto dall'inizio alla fine. Quando hai incontrato degli errori, come li hai affrontati? Propositivo nel correggerti? Ti sei fermato? Allora, questo ripeto perché è una cosa che a me proprio diverte. L'aspetto della programmazione è una cosa che proprio io amo, mi diverte tantissimo, quindi studiare e ristudiare la programmazione di un atleta, che sia io o no, e quindi in generale su me stesso è stato tanto divertente, è una cosa che proprio mi affascina, mi piace, mi diverte fare. Quindi no, sì, nel momento in cui ho riscontrato che un qualcosa fosse migliorabile, propositivissimo, ma proprio perché è una cosa che mi diverte, come un bambino che impara a giocare a pallone, impara una skill nuova. Per me è stato prettamente divertente, stimolante. Top. È interessante, sicuramente interessante. Ci vuole coraggio, ma ti dico ci vuole coraggio perché ovviamente parlo per me e pensare di poter autogestirmi, come dici tu, probabilmente in off-season la strada è abbastanza in discesa. Quando si parla di una preparazione... È tosta anche perché tu mi parlavi di, come mi sembra che autostima hai detto, no? Però un sinonimo. Sicurezza di se stessi? Sì, è una cosa che può mancare, eh. Cioè io mi sono cagato addosso. Io mi sono cagato addosso in prep. Di dire sto facendo bene, potevo far quello, Perciò ci vuole coraggio, perciò coraggio è la parola giusta, Cioè, io mi sono cagato addosso, io avevo paura di fare qualcosa che fosse sbagliato in prep, avevo paura e la paura è una cosa che non ti rende oggettivo, è una cosa che ti offusca un pochino la mente, no? Nel momento in cui il coach deve essere lucidissimo, questo è un problema dell'essere coach atleta sotto gara ed è la cosa di cui io vado più fiero, perché il coraggio in quei momenti di aver fatto una programmazione e di dire cretino adesso la rispetti, non ti cagare addosso, è stata una cosa di cui davvero vado tanto orgoglioso, sono proprio fiero di questa cosa. Io mi ero appuntato una cosa che ti volevo chiedere, ovviamente mi sono dimenticato, ma me l'ero appuntata. Eccola, mi ricordavo che avevamo parlato della panca prima ed era per quello che ti avevo chiesto la panca multipower, perché quando l'avevi svolta mi ricordo che lì mi sono detto ok, qua ho di fronte uno che si è portato a casa la sua coppa e la sua pro card dalla gara. Due. Sorry. Sottolineiamo 2. Ho detto
si sta allenando come un toro, ma soprattutto sposta dei carichi veramente pesanti. Quello a me è rimasto impresso, che poi tu dici, grazie al piffero, no? Parliamo di bodybuilding, mi sposti quanto più carico nel miglior modo possibile. Però a vederlo coi propri occhi, secondo me quella è la differenza fra un atleta d'elite, si parla di natural bodybuilding, un atleta d'elite ed un atleta normale, mediocre. Cioè, quando tu mi sposti determinati chili e lo fai con un'esecuzione corretta, il chilo conta. Sì. Possiamo parlare di carico interno quanto vogliamo, ok? Però l'esecuzione corretta ovviamente pone le basi per un carico interno decente, perlomeno decente. Cazzo, il carico esterno non può essere superfluo, non può essere una cosa... No, assolutamente no, io sono un fan del carico esterno. Al giorno d'oggi, no, in questi ultimi tempi sembra quasi una parolaccia. Sminuire il carico esterno perché bisogna portare qui il carico interno per forza. Sì, sono d'accordo. Ragazzi, troppe tecniche di affaticamento. Il carico interno non ha valenza senza un carico esterno degno. Sono d'accordo. Non possiamo vivere di stress metabolico, no? Sono d'accordo, io sono d'accordissimo. Alcune volte per moda anche, alcune volte per tecnicismi che sono superflui o eccessivi, ci si scorda dell'importanza del carico esterno. Quindi sì, che nel bodybuilding tanto del risultato lo dà il carico interno, ma il carico interno può essere, come è sempre stato, dovuto al carico esterno. Quindi per me comunque spostare roba pesante è importantissimo, soprattutto nel natural bodybuilding. Io non mi stancherei mai di dirlo, cioè per me nel natural bodybuilding è fondamentale che tu diventi un atleta migliore, ovvero che la tua prestazione migliori. Per me c'è un approccio che è meraviglioso. Prendi un esercizio, standardizzi una rep, quindi deve essere standardizzata, deve essere il compromesso giusto, migliore tra la prestazione e il risultato, quindi carico interno e carico esterno. Deve essere una rep che ti va a prendere il muscolo target, lo stimolo che stai ricercando, che tu dici ok, così è corretta, con questo timing, con questa esecuzione, con questo stance, con tutti i vari aspetti di una rep, la standardizzi e vai a fare una prestazione, un miglioramento di prestazione su quella rep. Quindi con quell'esecuzione vai a cercare una progressione. Questo è il modo in cui una migliore un bodybuilder cresce. Chiaro. Esatto, sono d'accordo. Assolutamente. È difficile adesso purtroppo. Le tecniche si possono usare, le tecniche di affaticamento si possono usare in un dato momento, magari io quelle, ve lo dico, nella mia programmazione io le improvviso, cioè se un giorno sento di aver bisogno di uno stress muscolare maggiore nell'ultima serie di panca piana perché ho l'SNC fritto e dico magari ne ho ancora un po' a livello muscolare, voglio fare una negativa lenta, una positiva lenta, una tecnica di affaticamento, per quella serie sta lì, va bene, si fa, ma andarla a mettere come un main di una programmazione, secondo me è un po' forzato. Sì, secondo me in generale è un po' forzato. Sono d'accordo ovviamente con quello che dice Giuse, ci sono certi personaggi che quando uno li vede vede le foto sul palco dice wow che fisico, poi si spiega tutto ragazzi, si spiega tutto, il carico esterno è protagonista nel spiegare queste cose, perché al giorno d'oggi mi ricollego anche ai ragazzini adesso che vanno matti per questi esercizi super muscolocentrici che sembrano diciamo la nuova scoperta, no, dell'ipertrofia. No, ma che poi ripeto, non c'è una verità e va bene. Non c'è una verità. Vanno bene cose diverse, però non si può fare affidamento solo sul carico interno, che sembra ormai una scusa per caricare. Secondo me no. Secondo me se si impara a gestire alcune tecniche di affaticamento è un'ottima cosa, però vederle sempre o troppo spesso come main dell'allenamento può servire secondo me più ad un atleta avanzato, però ad arrivare a un certo punto bisogna anche concentrarsi abbastanza a spingere. E sono... Sì, va bene, Giuseppe, sì, assolutamente, vabbè, gli stiamo parlando per me di un alieno, quindi vabbè. Esatto. Diciamo che il famoso detto bisogna diventare forti, e per forti intendo spostare tanto, su ogni reps range, quello è. Io sono d'accordo, tu devi avere una progressione, non è tanto il diventare forti, è poi l'avere una progressione su ogni rep range. Su ogni rep range.
perché magari ci sono esercizi in cui andare a fare un rep range da 3 a 6 rep, da 1 a 3, altri su cui andare a fare un rep range da 10 a 20. Devi avere la progressione su tutti i tipi di stimoli, secondo me. Esattamente, concordo, parliamo del nulla. Allora, ragazzi, facciamo le ultime domande, abbiamo fatto un'ora e un quarto, tiriamola ancora un pochino. Se avete domande, Carlo risponderà, volentieri. Vedo... Sei cotto? No, vabbè, io ci vivo cotto ormai, però no. Io aspettavo questa risposta, perché se me lo chiedevi a me ti dicevo sì, sono cotto completamente. Sì, vabbè, ripeto, io ci vivo cotto, tu anche. Siamo in Tra l'altro orari... tu fai una roba bellissima che è la preparazione pasti nel fine settimana, ti ritieni per tutta la settimana, io non riesco. Allora, Però... in realtà mi preparo il post in realtà mi preparo quei pasti che per me è impossibile prepararmi. Giorno per giorno mi preparo tutti quei pasti che in realtà è abbastanza sbrigativo. No, a me piace tantissimo. Che poi io tra l'altro mi frego da solo in realtà, perché dico non lo faccio perché poi mi so gestire i macros e quindi magari mi piace l'idea di avere la libertà di prepararmi il pasto di cui ho voglia quando ne ho voglia, ma poi in realtà alla fine mangio sempre come la maggior parte di noi, alla fine mangio sempre la stessa cosa e lo sappiamo che sarà così, però l'approccio mentale del dire se quel giorno mi va un'altra cosa me la faccio, non succede mai, però... Sì, poi io e te siamo famosi per farci dei pasti inguardabili. Porca miseria. Io ho ricaricato, non ti ho mandato la foto, io ho ricaricato il giorno prima del mini wellness, io ho fatto 200 grammi, il primo pasto del giorno prima è stato 200 grammi di pasta di riso con 10 grammi di olio, 2 grammi di sale e 30 grammi di proteine in polvere al cioccolato. Ed è buonissimo, buonissimo. Era più buona la mia pizza. Buonissimo. E il giorno della gara, il mio primo pasto alle 4 del mattino è stato 200 grammi di pasta di riso, olio, sale e tonno, ma il terzo pasto è stato altri 200 grammi di pasta di riso, olio, sale e marmellata. Non mi far venire in mente queste idee matte che poi le provo. Ed era di una bontà, ragazzi, era gourmet, era di una bontà surreale. E devi vedere come è entrata, cioè c'avevo le vene nel cervello. A sentirla con le proteine al cioccolato non mi invita, ma con la marmellata... Ti fa una domanda giusto, un po' più easy. Cazzo, questa è easy? Non l'avevo letta tutta. Dai. Allora, quest'anno io non gareggio e tu neanche? Mi sembra proprio di no. Allora, Io, che sia chiaro, sono contro gli assolutismi, mai dire mai, non si sa cosa può succedere nella vita e quant'altro, però diciamo che io non ho in programma di gareggiare quest'anno. E per quello che dicevo prima, voglio portare una condizione completamente rivoluzionata, poi tra l'altro stimo tra le 20 e le 24 settimane di ritardo per l'infortunio rispetto alla programmazione che avevo all'inizio, quindi devo dire la verità, avevo la voglia, perché comunque mi manca il palco, quindi ero un po' indeciso, avevo voglia comunque di provare a fare un'uscita anche quest'anno. Penso che questa cosa mi abbia tolto gli ultimi dubbi, quindi penso di poter rispondere che quest'anno non gareggerò, forse vengo a Rimini, forse accompagno qualcuno a Rimini, però io non credo proprio diciamo che al 99%, salvo proprio una sorpresa che non so com'è, però no, io non penso di gareggiare quest'anno. Però se gareggio quest'anno, gareggio Memphis, te lo giuro. Te lo giuro. L'unico motivo per cui potrei decidere di gareggiare quest'anno è farmi passare lo sfizio di salire Memphis con te sul palco. Vinceresti comunque, probabilmente. C'è Giuse. Il riso e pollo è buonissimo, voglio parlare del pollo col riso. Allora ragazzi, Rimini Wellness facciamo un bel ritrovo. Beh dai, allora io magari andrei, anche a prescindere ovviamente dalle gare, ho detto forse accompagno qualcuno, ma a prescindere da tutto, dai sì, magari si fa un bel ritrovo, potrebbe essere carino. Comunque Memphis bocciato, vedi, ti tocca allenare le gambe. Ma con un menisco rotto, voglio dire.
Attenzione, il menisco rotto potrebbe essere la marcia in più per il Memphisic, per l'esordio da Memphisic sul palco con Giuse. Ma per come stanno andando le cose che non mettono una nuova categoria menisco rotto, che probabilmente ci siamo dentro. Si fa il mega ritrovo per forza. Beh, Mirko è grande fan di Rimini Wellness. Io non gareggerò per scelta, ovviamente, siamo in piena off, che sta andando tra l'altro bene, quindi andrò dritto al fine 2025 o primavera 2026. Ma molto, anche perché io questo bulk me lo sto sognando da mesi e me l'ero meritato. Guarda, mi sono rotto alla fine della reverse, cioè era l'ultima settimana di reverse, stavo iniziando il bulk, mi sono rotto quella settimana lì, me lo stavo sognando da un anno, c'ero arrivato e mi sono rotto, è stata una cosa incredibile. 20 settimane ho perso, 20 settimane. Adesso se ne parla ora ricomincerò di nuovo una reverse perché sì, era giusto gestirla in questo modo secondo me, e ci metterò ancora da oggi tra le 8 e le 12 settimane. Tu che hai l'occhio critico su te stesso, visto che ti vedi tutti i giorni, ti sei visto in prep, pensavi peggio con questo stop? No, io allora non l'ho ancora pubblicato. Ho avuto il coraggio, e giuro, ci è voluto veramente coraggio, fegato, di fare un check il 2 gennaio post infortunio. Non mi ero mai visto così. Io anche ormai ero abituato a vedermi con una condizione che comunque voi non vuoi mi soddisfaceva, mi piaceva. E la pubblicherò, giuro, la renderò pubblica. Non l'ho ancora fatta perché non ho avuto davvero le parole per spiegarlo. Però ho fatto un check il 2 gennaio, ho rivisto e mi è venuto da piangere. È stato molto molto forte, diciamo, come sensazione. Non ero più abituato a vedermi così male, non mi sembrava di vedere me stesso. È stato molto particolare, molto particolare. Questo anche mi dà uno spunto per dire che alcune volte non valorizziamo abbastanza le cose che abbiamo. Cioè, in generale nella vita io ragazzi, non ho avuto niente, mi sono rotto un menisco, non è successo niente, ci sono cose ben peggiori e per me è stata una tragedia, quindi non ci rendiamo conto di quanto sia bello scendere a fare una passeggiata oppure il sabato prendere e andare a fare un giro, a fare un trekking, che è una cosa che io amo. Ci concentriamo troppo forse sulle cose che non abbiamo, sui problemi e su quant'altro, quando invece vi giuro che adesso per me essere tornato a vedermi me stesso, perché adesso mi guardo allo specchio e mi rivedo me stesso comunque, non benissimo, non meglio che mai, però mi riconosco quando mi guardo allo specchio e poter andare a spingere in palestra e poter scendere con un amico a fare una passeggiata, che a me è una cosa che è mancato tanto, mi piace più di prima, cioè è una cosa a cui do tanto tanto valore e alcune volte è strano che dobbiamo privarci delle cose per valorizzarle. Questa è una cosa importantissima che stai dicendo, lo sottolineo. Sì, che può sembrare un po' troppo filosofica, però no, davvero, quando siete felici fateci caso, cioè nel senso, dobbiamo imparare, anch'io mi sono accorto di questa cosa, a valorizzare di più quello che abbiamo, è strano, perché poi, ripeto, non è un infortunio grave, cioè non ho avuto una brutta malattia, non mi sono spaccato la gamba a metà, mi sono rotto un menisco e comunque è stata una cosa pesante, quindi la salute, la piena salute, banalmente è una cosa bellissima e che ogni tanto fateci caso, cioè voi quando andate a fare allenamento e magari non avete voglia e pensate madonna oggi piove o roba del genere, pensate quanto è figo che state andando a celebrare la forza che avete, tutte le cose belle che può fare il vostro corpo in quel momento. Wow, sì. Non è scontato. No. Io sono tornato dall'Egitto impossibilitato circa ad allenarmi e mentre mi stavo allenando col mal di pancia, Carlo ho detto mi sto allenando però. Cioè mi sto allenando, ok? Zitto e pedalare, voglio dire. C'è chi non può, ma non perché ti hai rifatto male tu, voglio dire, perché effettivamente c'è chi sta soffrendo che non può allenarsi. Capisci? Perciò ripeto, ci sono cose ben peggiori, la mia è una cavolata sì, ti destabilizza totalmente. Io sono stato totalmente destabilizzato da sta cavolata. Quindi, e anzi, ti dico, quando ho iniziato la diretta dicendo che ho più fame di prima, io ho più fame di prima, perché mi rendo conto di quanto sia bello
Cioè, io c'è stato un periodo in cui non mi sono visto me stesso, non ho potuto fare una cosa che amo alla follia, non potevo spingere in allenamento, anche tecnicamente mi mettevo sotto una panca, sotto un bilanciere e non potevo spingerlo come volevo, non potevo fare leg drive, dovevo tenere le gambe dritte. È stato orribile trovarsi in una situazione in cui non puoi fare quello che ami. Quindi adesso, l'idea di poterlo fare adesso, quando vado in palestra e mi metto sotto la panca, io proprio godo forte perché è una cosa che mi rendo ancora più conto di quanto sia bello, cioè di quanto mi è mancato e adesso posso farlo e farlo mi fa felice ancora di più di prima, quindi proprio mi sto godendo queste sensazioni alla follia e vi dico non aspettate di dovervi far male per rendervi conto che quello che state facendo è una cosa figa, è bella, lo state facendo perché volete farlo e perché vi piace. È incredibile, lo so. No, no, È un bel messaggio, però, un bel messaggio. Però ci tenevo a dirlo. È un bel messaggio. Per rispondere a Giuse, invece, io non lo so, probabilmente sì, ma non lo so ancora. Troppo presto. Sì, è effettivamente troppo presto. Una cosa che io ho in mente un palco e ho in mente un obiettivo da conseguire su quel palco. Per me quello è il mio viaggio, vedo la mia vetta e voglio arrivarci, quindi penso di aver già deciso. Non so come evolveranno le cose nei prossimi anni, però io comunque penso di aver già deciso. Però non è il momento, lo dirò. Un po' visionario all'Andrea Mammoli, Come? Un po' visionario l'Andrea Mammoli. Natural, però. No, ho detto un discorso che ti vedi già là, sei visionario. Sì, no, io vedo la vetta, vedo il punto che voglio raggiungere. Sì. Anche lui assolutamente così, proprio lo vede già. Io voglio andare lì, ho una programmazione per farla, quindi non è un sogno, è un obiettivo, ho una programmazione per farlo, nonostante appunto le programmazioni si riadattino perché esistono gli imprevisti, quindi ho la mia programmazione per arrivare lì e ho intenzione di fare quello che serve. Super. Come lo stesso obiettivo di Mammoli. Aia, l'ha tirata, Vabbè. Mai dire mai. Lui sta parlando dell'Olympia Natural di Los Angeles. E anch'io. L'avevo nasata. Però buonasera a te. Sì, è una gara che mi ispira tantissimo, mi piace tanto, però perciò dico, da adesso qualche anno io voglio salire sul palco, cioè nel senso ho proprio degli atleti con cui anche vorrei salire sul palco, quindi voglio vedere un po' come evolve il panorama anche a livello internazionale e poi decido ufficialmente. Wow. Io ti auguro che tutti i tuoi sogni, insomma, diventino realtà, come è già successo, tra l'altro. Ho detto obiettivi io. E non è un sogno. Sì. Tu lo stavi mettendo in accezione ancora più realistica. Ci sta, lo so. Prepariamo Basta, ne abbiamo già parlato troppo. Allora, se abbiamo già parlato troppo, Carlo, io ti voglio ospite per un'altra bella chiacchierata in un'altra diretta. Più avanti, ovviamente. Quella cosa di cui mi hai parlato, non so se vuoi dirla, oppure se avrai un altro modo per annunciarla. Quale? Però sì, ti dico. Quel tuo format nuovo che... Quale? Vabbè, niente. Allora, avrai un altro modo per annunciarlo. E comunque sì, ti dico già di sì, ovviamente mi fa piacere. Che ha detto Edoardo? Edoardo, aspetta. Volevo chiedere a Carlo che tipo di infortunio ha avuto di preciso, che intervento specifico ha fatto. Allora, ti rispondo brevemente perché abbiamo già detto così. Sì, giusto, scusa un attimo Carlo, la diretta rimarrà ovviamente salvata, tutto quello che abbiamo detto ovviamente si potrà riascoltare. Vai. Comunque ho rotto il menisco e me l'hanno tolto del tutto alla fine anche per rendere più veloci i tempi di recupero e affrontare a livello psicologico, come ho affrontato a livello psicologico è stata dura, molto difficile perché l'ho detto prima, allontanarmi così tanto di botto da tutto quello che amo è stato tosto, dalla vita appunto, cioè nel senso dagli allenamenti, da un po' tutto, però come ho detto prima adesso esserci tornato mi fa valorizzare ancora più di prima
la gioia del farlo. Top, ciao top. Taglia. Ciao Fillo, saluto anche a te. Va bene, Carlo, ti ringrazio un sacco Anche per a te. avermi trovato. Ti ho rubato il tempo di questa serata qui, però mi sono divertito un sacco. No, lo sai. Abbiamo fatto Per me compagnia. condividere questa cosa con persone in generale e come te soprattutto è prettamente un piacere, bellissimo. Grazie davvero, assolutamente. Poi diciamo che ce lo siamo promessi. Un bel leg day non ce lo toglie nessuno. E una pizza nata. Allora, leg day sei bastardo perché... Vabbè, ma allora... non adesso. Però io ho visto come mi hai torturato in un chest day, quindi posso solo immaginarmi come esco da un leg day con te. Triturato. Anche lì sto zitto. Ho sorprese per te, sappi. Va bene. Bene, mi piacciono le sorprese. Carlo, a termine degli inside, per farci un bel saluto e per salutare tutti, visto che tu hai capito cosa significa inside, salutiamo con una side vestita. Vai, fammi vedere il profilo. No, aspetta, la carichiamo come Buzzo, per tradizione. Vai, carichiamo come Buzzo, vai. Io ti devo un po' out angle. Mi vengono i crampi, ma bastardo a freddo. Va bene ragazzi, un abbraccio a tutti, raga. Carlo, un bacione. E un abbraccio. Ciao a tutti, tanto ciao anche a te e ti aspetto giù davvero. Io scendo, te l'ho promesso, scenderò assolutamente, sento l'odore di pizza, acciughe, capperi e aglio. Ti picchiano. Ciao raga, ciao Carlo, grazie. Madonna. Ciao.